Io sono Paolo Villonca, sono nascito in Sardegna. Semidas, sentieri identitari nell'opera di Paolo Pillonca, 13 dicembre Villanova Monteleone, 15 dicembre a Zara, 20 dicembre Silanus. Io sono Paolo Villonca, sono nascito in Sardegna, in Osile Mannum. Chiesto una de salvidas più bella del suo mondo e in Sardegna spero di morire pure. E ho fatto 2 arti in salvita mia fino a sai come. A primo suo professore di belle lettere in italiano in un liceo scientifico, italiano e latino, poi sono dirigente dell'Unione Salda, ma convinto a lasciare la scuola per professore giornalista, l'ho fatto, un piacere, ancora sto facendo giornalista come esterno in Nuova Sardegna, tengo una rivista che si chiama L'Accanas. Ha scritto parecchie cose che mi sono interessato più che altro dei poeti improvvisatori, però ho inteso dovere di scrivere qualche cantone, pure non poesia, cantone, proprio Marras, per Franco Madao, per Anna Maria Pugioni, per Maria Joanna Cherchi, per i attori Salidos, per Fuedo e Gesto, e poi ho scritto un romanzo chiamato Antonio Andria, che è una storia capitata a Beru, ed è poi ciambato in qualche tretto in una idea sul centro della Sardegna, una idea della Barbagia. Sto scrivendo pure come sto scrivendo un'altra varia storia, in cui il protagonista è un anzoneddu di Murva, che ha vivido però un'altra vita come femmina umana, un'anzonedda di Murva. Non riesco a mica da bighere questa storia, però la sto scrivendo e mi sono un vago dimenticando qualche dolore. Quando bisognos tuos si intrañae Deu la in mezzo ai sorrus mille pensieri vida po temporadas de ranzola de mie e fuoco a mezzodie in cui sorza sarada quando bisognos tuos funin s'intrañae Deu esos costazos mios dai sende vizi a patimento a ríos ed doluras si su tempolino vede a sa col sola mia su fuoco non mi cogere né mi infritta via quando bisognos tuos funin s'intrañae Deu
so io de Francesca, ma tu lo sei lo che son che lontana fresca, in Sardegna scaente, Giuseppe di Accarrere, correre a Pizzindia, su petto sa ferrere, a vento si traschia. Brinca a ballarina, tu sospesi in saera, che una calarina, la sua zera, balla chi in Franzischetta, Dio Giuseppe spanta, sai ste una pisetta, e su in sos 80. Sardo morde vedrà, la zara calamità de todos os pintores strasarvi darno de dar roda che dos fiores la zara per repellar que sos mala soltados lo vida que estela y que los anuados soy de Francesca maduro cielo que una fresca Sardegna scaentes, Giuseppe di Accarrere, tornare a Pizzindia su petto sa ferrere, a vento si traschia. Sa luna con oior de plata, a onda sardo morde vedrà, sardo morde vedrà, poche de bomba, poche no, se che dalla parte un po' poche no, se che sa luna con oior de plata, a onda sardo morde vedrà, il mondo è perché il mondo è perché non posso Avete già capito che questa non è, almeno per me, ma penso per tutti quelli che partecipano a questo bel progetto, non è un concerto normale, non è una serata normale, ma è una serata con un'assenza che però è una grande presenza, che è qui tra noi attraverso le canzoni, attraverso quello che solo una persona di questa sensibilità e della sua cultura poteva lasciare. Questa presenza costante. Parlo per me che ho condiviso con lui dei momenti bellissimi, una condivisione interna, non una semplice amicizia, no?
E quando i silenzi poi riescono a parlare meglio delle parole, no? E lui le parole le sapeva usare benissimo, ma a volte diceva, anche se noi non parliamo ci stiamo capendo. Grazie di essere qua, in quello che vuole essere un incontro tra gli amici di Paolo. E quale posto se non questo poteva cominciare? Questa bella mini passeggiata che noi faremo in questi giorni, incontrando tutti gli amici di Paolo. Quale posto se non Villanova? È per questo che sono contento di essere qua, di essere tornato qua. Sindaco, manco da un po', però mi fa piacere esserci e vorrei essere io a introdurre una cara amica che si chiama Lucia Cossu e che è qua con noi, che sarà quella che poi, ed è giusto che sia una donna a farlo, che darà il via a questa bella serata. Grazie a Piero Marras. È molto emozionante per me essere qui stasera a ricordare Paolo ed è altrettanto emozionante stare al tuo fianco, Piero. Fate un grandissimo applauso a questo artista importantissimo. Semidas, Sentieri identitari, nell'opera di Paolo Pillonca. Oggi siamo a Villanova Monteleone, il primo luogo dell'anima, perché sono stati identificati 3 paesi, 3 cittadine, che sono appunto i luoghi del cuore dell'anima di Paolo Pillonca. Il primo appunto oggi è Villanova Monteleone, lui è cittadino onorario di Villanova Monteleone, c'è una piazza che ricorda la sua figura e soprattutto Villanova è importante, è fondamentale perché è la patria del grande poeta, di Raimundo Biras. E credo che Paolo Pillonca con Raimundo Biras siano quasi inscindibili come figure per l'importanza che hanno rivestito l'uno per l'altro. Azzara è il villaggio dell'anima, così come lo definisce lo stesso Paolo, quel luogo incantato con quella luce unica così particolare che ha incantato poeti spagnoli, poeti tedeschi, quindi veramente Azzara è il luogo del cuore. Ad Azzara saremo il 15, quindi questa domenica, mentre l'ultima tappa è a Silanus il 20 di dicembre. Silanus perché? Anche Silanus è un luogo del cuore perché è patria della poesia a Bolu, come lo stesso museo che è presente racconta. Quindi questi sono i 3 luoghi dove abbiamo scelto di raccontare e di ricordare l'opera di Paolo. Come la stiamo raccontando, come la racconteremo con il concerto di Piero Marras e con dei dialoghi con diversi ospiti che saranno qui con noi e cercheremo di approfondire le diverse anime di Paolo. Quando parliamo di Paolo Pillonca stiamo parlando di uno dei più grandi intellettuali della nostra isola, di uno dei più grandi intellettuali della Sardegna. È un personaggio, una figura poliedrica con tantissime voci. Se la sua poesia era melodiosa, armoniosa, la sua prosa è sicuramente elegante, colta, mentre la sua opera giornalistica è coraggiosa, forte. Invece quando parliamo di Paolo nei premi letterari e nelle migliaia di manifestazioni che l'hanno visto partecipe, stiamo parlando di un Paolo Pillonca preparato, colto, forte e assolutamente generoso. E per chiudere vorrei dire che nonostante queste molteplici voci, Paolo Pillonca ci parla con una sola voce, il leitmotiv è sempre lo stesso. Questo grande amore per la sua terra, per la cultura sarda e per la lingua sarda, per tutto ciò che ci caratterizza. E quindi, dato che Paolo ci manca ogni giorno, ci manca sempre, è giusto ricordarlo e lo possiamo ricordare solo così, attraverso un concerto di Piero Marras e appunto ricordando quello che è stato la sua opera e quello che insomma ci ha lasciato. E come dicevi tu, questo è un viaggio con i tanti amici, cercheremo di ricordare, di ripercorrere le tante anime di Paolo Pillonca. Paolo ha parlato veramente con tante voci, con tantissime voci. Era armoniosa, melodiosa, delicata la voce della poesia, era aulica, profonda la sua prosa, coraggiosa la sua opera giornalistica. E poi quando parliamo invece di Paolo nei premi letterari, nelle migliaia di manifestazioni, era un uomo colto, era un uomo assolutamente, era un maestro per tutti noi. Quindi Paolo ci manca e lo vogliamo ricordare la sua voce unica di grande amore per la nostra terra e per la nostra lingua e per la nostra cultura. Iniziamo
Paolo Pillonca qua a Villanova è di casa. Paolo Pillonca ha conosciuto, seguendo le gare di Raimundo Bira, di tutti i poeti improvvisatori, vista la sua passione per la poesia improvvisata e per la bella poesia che un tempo veniva distribuita a piene mani nei palchi della Sardegna. Quindi attraverso Raimundo Bira Paolo Pillonca ha conosciuto e apprezzato Villanova. Qua a Villanova ovviamente Paolo Pillonca si è poi relazionato e ha intessuto diverse relazioni, rapporti con molti cittadini. Anche qua a Villanova Paolo Pillonca a suo tempo venne omaggiato, lui è omaggiato anche noi, della cittadinanza onoraria, e poi successivamente, dopo appunto la sua morte, gli è stata dedicata anche una piazza, quindi abbiamo una piazza Paolo Pillonca anche qua a Villanova Monteleone. Paolo ha sempre collaborato con Villanova in diverse iniziative, anche nel premio appunto Poesia improvvisata Raimondo Piras, ma poi ha coltivato proprio amicizia anche in seno alla famiglia di Raimondo Piras. Paolo lo ricordiamo perché Raimundo Bira in qualche modo ha affidato a lui la possibilità di andare a raccontare Raimundo Bira, pubblicando appunto postumi diverse raccolte di poesia, Misteriu, Abolu, Bonas Noas, Sammodas. Quindi è stato anche grazie a Paolo Pillonca che Raimondo Piras, che a suo tempo era famosissimo e rinomato, di Raimondo Piras ancora oggi se ne conserva una memoria che non è più una memoria orale ma anche una memoria scritta, e di questo ne va dato atto. Quindi noi siamo grati a Paolo Pillonca per quanto ha fatto per Raimondo Piras, ma quindi di riflesso per Villanova Monteleone. Quindi Paolo per noi non solo è un grandissimo intellettuale, giornalista, ma è anche e soprattutto un figlio del nostro paese. Intanto benvenuto nella duplice veste chiaramente di nipote del grande poeta di Raimundo Biras, ma anche nella veste di primo cittadino, di sindaco di questa comunità. Io direi partiamo con i saluti, quindi indossa la maglia di sindaco e poi la toglierai per indossare la maglia del nipote. Grazie Lucia per questa bella introduzione, grazie anche a Piero Mardas per aver accettato questo invito nel paese di Villanova Monteleone. Avere la responsabilità, mi è stata attribuita adesso, di iniziare questo percorso in ricordo di Paolo Pillonca non è cosa semplice e facile, perché appunto, come dicevi poc'anzi, emoziona tanto parlare di Paolo, perché parlare di Paolo significa parlare di Villanova Monteleone. Io come sindaco non posso che essere particolarmente contento che questa iniziativa, questo percorso, questa 3 giorni vada appunto ad iniziare proprio da Villanova Monteleone. Nipote del grande poeta, c'è una poesia dalla quale vorrei iniziare, della poesia Zispigiu de Zubaradisu. È una poesia bellissima, molto particolare, dove in qualche modo il poeta attribuisce tutta la sua vena poetica alla madre. Sì, lui aveva un rapporto particolare appunto con la madre, con Dionigia Galleri, e a lei ha dedicato diverse poesie, in particolare una appunto questa di Pigiu Limpiu, e poi delle altre proprio quasi a ridosso della fine della sua vita, quasi che avesse la necessità di andarla a fissare con le poesie, tributare anche alla mamma questo grande affetto ed orgoglio appunto di averla avuta come mamma, anche se lui l'ha conosciuta per pochissimo, perché appunto Dionigia Galleri è deceduta molto presto. Ha dedicato appunto questa bella poesia. Se mi permettete vorrei anche, diciamo così... Devi recitarla. Sì, la recito, anche se poi non sono bravissimo, però questa è una poesia che io da piccolino ho fatto propria, e quindi a me piace raccontarla. Peraltro è una poesia che nonno ha voluto che venisse riportata nella lapide, appunto nella sua tomba.
E dice così: Mama essendi faja ma passado in savuntana e su paradiso, in cui si pigiu limpio e preciso sumbra mia innocente apo ammirado. E issa, osservende a mia di canzado di orgoglio materno, un sorriso, e in becinde samano a uppu azzisu, ma de abba sallara asumidado, infatti, minaria cacheolta essis poeta due e proa mia che savuntana da poggiutta apposta. Ma mi intende cantando in poesia, non attento fortuna che è mossa, candeo settanno, solo a io. Questa è il Ispigiu limpiu. Michelangelo Pira ha scritto che Dionigi Galleri è la madre di tutti noi, è la madre di tutti noi perché è il simbolo dello spirito poetico delle lingue, quindi stiamo parlando veramente di una poesia importantissima. È stato orfano di madre da piccolo, così come Paolo Pillonca, e questo penso che fosse veramente un legame importante tra di loro. Quanto studiava tuo nonno? Quanti libri aveva a casa? Qui stiamo parlando veramente di poeti coltissimi che studiavano tanto, tanto, perché chiaramente la vena poetica Samutta è importante, però poi se non c'è contenuto... Certo. Guarda, se tu vai in qualche modo a vedere i confronti fra, che so io, Piras e Tucconi in particolare, ti rendi conto che non erano poeti che affidavano la bontà, diciamo, della poesia solo ed esclusivamente alla vena poetica. Studiavano e studiavano tanto. Basti pensare ad esempio che i poemi omerici li conoscevano a menadito, quindi quando si parlava ad esempio dell'Odissea, dell'Iliade, peraltro dell'Eneide, lo conoscevano, ma conoscevano anche alcuni storici greci, ad esempio Tucidide, Erodoto e tanti altri. La Bibbia la conoscevano lo stesso a menadito. La cosa che a me ha sorpreso è stato che questi poeti non si dedicavano soltanto allo studio dei classici, ma ad esempio quando mio nonno è venuto a mancare, come succede anche nelle buone famiglie, ci siamo distribuiti anche i libri, le coppe e quant'altro. E ad esempio io mi sarei portata via tutti i libri. Lo so, però io eravamo in tanti, quindi è giusto scelto. che tutti in qualche modo hanno avuto il libro. E fra questi libri, ad esempio, ce n'erano alcuni che io mi sono sorpreso, scientifici. Cioè c'erano alcuni libri che trattavano di chimica, di fisica, di matematica, di botanica, e mi sono chiesto, ma perché? Cioè, libri di chimica, di fisica, di botanica, un poeta come mio nonno amava leggersi, amava appunto coltivare anche questi studi, probabilmente perché aveva capito che nei confronti con gli altri quello che poi alla fine faceva emergere un poeta rispetto a un altro era anche la conoscenza. La conoscenza è importantissimo, e così come lo studio anche nella quotidianità dei rapporti, delle relazioni. Chi studia e chi ha conoscenza emerge rispetto ad altri. Il rapporto tra Paolo e il grande poeta, come è avvenuto? Quando si sono conosciuti? Che tipo di frequentazione avevano? Paolo Pillonca, io ovviamente ero o piccolino oppure addirittura non ero nato quando Paolo seguiva gli improvvisatori nelle diverse gare a Bolu sul palco. Però con mio nonno aveva poi alla fin fine instaurato un rapporto di vera e profonda amicizia, perché la frequentazione andava al di là della mera poesia, si conoscevano, mio nonno con lui si confidava. Teniamo presente che mio nonno è anche figlio del suo tempo, e quindi era una persona che non amava confidarsi ad esempio con gli stessi familiari, lo faceva ad esempio con Paolo Pillonca. Mio nonno non era soltanto un poeta improvvisatore, ha scritto tantissimo, sono stati diversi gli intellettuali che si sono avvicinati a mio nonno perché chiedendo di pubblicare i suoi versi. Mio nonno non ha concesso questa opportunità a nessuno, l'ha concessa a Paolo, che
postumo, dopo la morte, è stato investito di questo onere, di questa responsabilità di andare a fissare la memoria di Raimundo Bira nel tempo, andando a pubblicare Mysterium, Bonas Noas, Sas Modas, Abbolu, cioè diverse pubblicazioni che Paolo Pillonca ha curato, perché investito di questa responsabilità, ma di questa stima che mio nonno aveva nei confronti di Paolo e che Paolo aveva nei confronti di mio nonno, visto in questa bella reciprocità che poi si traduceva anche in una sincera e semplice amicizia con Paolo, che veniva a casa di mio nonno con fare più da amico che da intellettuale. Grazie a Quirico Meloni. E adesso Piero. Ora sentiamo. Ma questo è un testo molto particolare. Io mi ricordo quando parlavamo delle solitudini con Paolo, no? Perché poi alla fine lui diceva: ma in fin dei conti noi siamo delle persone sole, nel senso che abbiamo bisogno della poesia, e quindi lunghe discussioni su questo. Sì, ma io ho la musica però che mi accompagna, sì, ma... Insomma, poi siamo arrivati al luogo dell'anima, all'ovile dell'anima, e lui mi raccontò di Salibra di Michelangelo Pira, che era proprio quel posto, immaginario o meno, in cui uno poi andava a rifugiarsi in certi momenti della vita. È come un ossigeno, no? E chi scrive ne ha bisogno spesso di allontanarsi, ma allontanarsi come una sorta di terapia. C'è forse un'immagine del poeta che insomma è un po' troppo classica secondo me, perché Paolo poi viveva anche la dinamicità del quotidiano e lo faceva con molta energia, ecco, devo dire. Però poi aveva sempre, dice, ogni tanto mi piacerebbe ascoltare il silenzio e andare a Salibra. Torramus a Salibra mia linu, pro chi parizzos non mi garzan bennere, che un'andala giara è su cammino, basta de non dar orta pro bassendere. Como su tempus chi disizzaia, beni commentenie supra crastu, su tempo de su parpu e de s'arrastu, su tempus fortes as animas via. Chi pode induere a su malo sentido, sopra che la narruere sa sforzas de solvido. Narami mia linu cantar portas, chi debiamus os mezzanos frangere, e tu cantas as animas mortas, chi non manco su tempo e la sprangere. Torramus a Salibra mia linu, pro chi parizzos non vi garzan bennere, che
e un'andala giara il suo cammino. Basta de non dar orta bro, bassannere. Il ragazzino nell'ovile imparava a mungere da solo, guardando prima gli altri, e poi imparava a cagliare il latte, vedendo gli altri pastori, e imparava a fare il formaggio, imparava a sorvegliare, quando ancora di notte si sorvegliavano le pecore, le capre, eccetera, anche per evitare che le rubassero, ovviamente, come reagire in caso di furto. Imparava dai genitori. Tutti i poeti improvvisatori che io ho conosciuto, tutti, nessuno escluso, hanno parlato di questo tipo di apprendistato. La scuola dell'ovile, anche qui, è fondamentale, perché negli ovili si cantava tutti i giorni anche, però si cantava soprattutto durante le feste di tosatura, di marchiatura e così via. E il ragazzino, Pepe Soggiu, ha raccontato, anche gliel'ho scritto da qualche parte, come lui a 9 anni, nell'ovile del padre e dei fratelli, sentendo quelli che cantavano, ha cantato anche lui, e alla fine la gente diceva: oh, questo pure canta. Lucia, parlavate del rapporto sia di Mialeno Pira che di Paolo, l'orfania, la madre. Lui mi presentò una volta un testo, che è un testo d'amore, che io trovavo bellissimo, e mi spiegò: guarda, questo può essere un testo d'amore classico, perché si racconta l'amore classico tra un lui e una lei, tutto quello che noi nell'immaginario ormai soffocati dai baci perugina riusciamo a cogliere, perché siamo pieni di retorica anche su questo. Sì, va bene, l'amore va benissimo, però c'è un altro amore, e io questa canzone l'ho scritta pensando a mia madre. Grande, è un amore più grande. Esatto, l'ha scritta è un amore pensando eterno alla madre. E quindi questa dice, poi ognuno la coglie come vuole, ovviamente, perché quando si parla d'amore lui la circoscrive in un attimo e poi diventa una canzone d'amore per eccellenza. Sai quanti me la chiedono questa canzone? Sestue. Sestue. Lumera in sas dies niedas galana carveschida giara l'altare in sa terra bruciata sestue fiori su sartu istennu in sa neula fritta di zizzu de turcura squadra sestue Mila una mano sopra la vala e cantami su coro esa carena finamente esas horas brurmalas mana parrere una pruslena cariño de arcanos sentidos, histrina de fiores de monte. Ahora
di stagione sfalava, sestue, ponemi una mano sopra e cantami su coro e sacare finamente esas horas malas van a parere una bruslena, ponemi una mano sopra balas. Una parere una bruslena. Piero Marras, è bellissimo sentirti da così vicino, sentire questi brani. Comunque 1000 parole non possono quanto una canzone, c'è poco da fare. Ma poi quando ci si mette in due a scriverla non è male, capito? Io ho conosciuto Paolo poi in una maniera un po' strana, devo dire, perché subito dopo Abbardente, il mio primo album sardo, lui venne a intervistarmi per lui era giornalista dell'Unione Sarda. E quindi lo conobbi, insomma, poi come si genere, fu un'intervista a casa, per cui non mancava il bicchiere di vino, insomma entrammo in sintonia abbastanza presto e lui mi fece i complimenti perché dice guarda che con questo album non sarei venuto, ma con questo album è successo qualcosa, soprattutto per la lingua e perché soprattutto, voglio dire, si importava la musica, adesso forse si riesce ad esportare. O meglio, si era acquisita forse dai più quella consapevolezza di sé che manca, no? E quindi anche in termini di autostima, dice ma perché non possiamo produrre noi la musica anziché scimmiottare il resto? Insomma. E la lingua era un veicolo importante. Io ho fatto questo esperimento rischiando anche, passando repentinamente da 3 album in italiano a uno in sardo, però insomma il mio mestiere è stato sempre una sfida. E quindi legammo parecchio e poi venne fuori che lui scriveva. Ah sì, sai queste cose un po', io ne ho vissuto tantissime di persone che scrivono, che mi mandavano, insomma è un po' difficile dire di no, però insomma, le cose non erano di grande livello, quelle di Paolo invece erano sorprendenti. Lui mi mandò una delle prime, fu Osposida, e io proprio rimasi fulminato sia dai contenuti, anche dal ritmo del verso, cioè sono diverse letture di una poesia, non è solo quello che significa, ma anche il suono delle parole, il ritmo che dà alle strofe. Lui era un maestro in questo. Io di notte scrissi Osposita e gliela mandai subito. La cosa bella è che lui si emozionò in una maniera come un bambino. Dice, ma hai fatto una cosa bellissima. E io ho detto, vabbè, parliamone, perché non è che può finire con un pezzo. Perché non... E da lì lui scriveva, cioè, quando tu hai questa iniezione di anima, no? E alla fine scrivi, lo stesso succedeva a me, cioè ti viene voglia di scrivere perché hai il rimbalzo giusto e poi la musica che poi ha abbracciato lui e me, per cui è stato un periodo incredibile, forse di fratellanza vera, no? Lui soleva dire noi possiamo anche non sentirci per 2 o 3 mesi, ma siamo sempre insieme. È questo che ti dà la capacità, no? Questo che ti fa vivere. È una comunione di anime, è un po' retorico forse, ma per me è così, cioè è sentire insieme una cosa che l'uno la vive in un modo e l'altro cerca di amplificarla in un altro, no? E poi nasce una canzone. Insomma.
Bastianino Monti è stato sindaco di Villanova Monteleone, è stato anima promotore del premio di poesia Raimundo Biras e ancora anima e promotore dell'associazione culturale Interrios. Intanto benvenuto, è sicuramente emozionante ricordare un amico, perché insomma per te Paolo è stato un amico per decenni e decenni, ma non soltanto un amico, avete collaborato, avete lavorato per decenni e decenni insieme. Il primo incontro. Innanzitutto grazie per avermi coinvolto in questa serata, grazie a Paolo, grazie agli organizzatori, grazie anche a Fabio e a Piersandro Pillonca che mi hanno pregato di essere qua stasera, e grazie a Lucia, che adesso ne approfitto e gli faccio gli auguri per il suo onomastico. Insieme a Lucia. Grazie. A chi Che porta il Lucia. suo nome, Lucia Catti. Vedi il politico come si prepara, guarda, è incredibile. Va bene, però mi fa piacere quando ho ricevuto le telefonate. Quindi parlare di Paolo, certo che finché ero seduto in quella sedia stavo ancora meglio, ero un po' più così tranquillo. Adesso mi emoziono un po' perché con Paolo è stata una amicizia diciamo di trentennale quasi, circa. Io debbo molto a Paolo anche soprattutto nella mia pista di amministratore comunale e soprattutto nella mia esperienza di sindaco. E poi vi racconterò. Quando io ho iniziato a vedere Paolo, erano gli anni 70, 75, vedevo questa persona, questo signore distinto che prima che i poeti estraessero dal cappello della ciccia i temi che gli obrieri mettevano per la gara, lui si avvicinava al palco, poggiava il suo registratorino e pigiava il bottone. E quindi iniziava la gara, che non terminava come termina adesso dopo un'ora e mezza, ma terminava anche al mattino presto. E lui, tutte le volte che c'erano le gare di poesia a Villanova, e se ricordiamo bene, io ricordo questo, che in tutte le feste di Villanova, quasi ce n'erano 4-5 feste all'anno, quasi sempre c'era programmata la serata di poesia. Adesso non ce ne sono quasi più, anzi sta iniziando a mancare, e concordo che bisogna riprendere anche questa avventura. Noi ci stavamo provando, speriamo di provarci come associazione l'anno prossimo, però questa è tutta una cosa da vedere. Quindi lui da quel momento io poi chiesi, ho detto, ma chi è quel signore che... E poi mi disse, no, guarda, Paolo Pillonca è un appassionato di poesia, in modo particolare della poesia improvvisata, e quindi tutte le volte, ma sai, non è che viene solo a Villanova, segue anche i poeti in altri paesi della Sardegna, e grazie a lui è che abbiamo poi dalle sue registrazioni i suoi testi che lui ci ha tramandato. E quindi questo diciamo è il primo incontro, ma ancora non vi eravate presentati. Invece il primo incontro ufficiale, dove vi siete conosciuti realmente? Il primo incontro ufficiale è nel 1989, alla fine del 1989 a Cagliari. Mi fece accompagnare da Tour Religios, perché io non avevo questa confidenza ancora con Paolo, anzi proprio forse ci eravamo salutati così velocemente, ma non sapevamo come... non c'era la confidenza. Quindi io ho detto a Tour Religios, per cortesia mi dai questa fai da apripista con Paolo, gli dici che lo voglio incontrare perché per l'organizzazione del premio di poesia Raimundo Bira. Però vi racconto quando io sono arrivato insieme a Tore nei suoi uffici, lui era capo ufficio stampa della regione Sardegna, andiamo su nell'ultimo piano quasi, guardate, stiamo mettendo su il primo premio di poesia intitolato Raimundo Biras. Cosa ne pensi? Lui rimase sbalordito, contentissimo e felicissimo. Dice, sono contento perché Villanova e Raimundo Biras merita che finalmente venga valorizzato per quello che è stato, ma soprattutto perché i poeti della Sardegna si cimentino in suo onore negli anni futuri. E così fu. Però poi ho detto, ma
signor Paolo, io ancora non mi permettevo di dargli del tu, poi mi mise a suo agio e dice guarda, chiami pure Paolo, non ci sono problemi. E ho detto ma bisogna fare la commissione, e noi abbiamo pensato che il presidente della commissione fosse lei o fossi tu. E poi lì abbiamo anche discusso della commissione, e allora dice ma cosa ne pensate se mettiamo il professor Fernando Pilia, un bel personaggio intellettuale della Sardegna di allora, della parte di Cagliari, Giovanni Elia, sì, li voglio ricordare perché è bello ricordarli, come si chiama, il segretario Antonio Canali, il segretario del premio di poesia di Ostieri, e Leonardo Meloni che rappresentava e rappresenta sempre l'Associazione Culturale di Villanova, che poi il presidente onorario fu Beppe Zozzu, che era un altro poeta di razza di poeta, sì, hai ragione. E poi subentrò successivamente negli anni a venire il Mario Masala, Mariello Masala e poi anche Maria Sale. E da quel momento abbiamo pensato, e il 24 aprile del 2003, in una sala consiliare riempita strabocchevole di persone, gli fu conferita la cittadinanza onoraria. Io lo ricordo in quel momento, lo ricordo benissimo. Lui che era schivo, che nel senso che non gli piacevano le grandi, questo presenziare in un modo solenne, essere insensato quasi. Lui che invece mi guardò prima di abbracciarmi e io vedevo nei suoi occhi lucidi la sua felicità e che sprigionava nel suo intimo chissà cosa voleva dire in quel momento. Però ho visto che lui era felicissimo e contento. Beh, una società che spera non esiste, se si spera si gattana. Però a me mi pare che mancare palfa a chi è stottunieddu sarebbe lì a che siamo il bidende, abbiamo cominciato con l'Egitto, la Tunisia, la Siria, la Libia, non le vedemo, l'Inghilterra, la Spagna, l'Italia con la femmina, la piatta e sto rende a tenere in porta per il mio, e non è solo un disizio che tengo in coro, ma è una realtà, so principale il deo, no? Uso che Gian Antonio Stella con Rizzi hanno chiamato in italiano la casta. Sono cominciando a vivere tempos criticos, fino a sono fattende, su chi ne fa, sul governo a Dolumanno, di Roma, il mezzare, di sperrare proprio sia sul numero dei suoi parlamentari sia sui nari Leana, che rennar che cadono sidisi di giustizia, commente il bistato altre volte in storia. E se noi stiamo attenti, uno de gustos, che velde sa che lionzo come ti si è una volta. Deo sopra il gusto tenzo spera manna. Io che sago sempre in movimento e brutti scude ne pruse scontento a vorar de Zaianna, a vorar de Zaianna, a fora ballovi mari, a tentare su caso frisco e tosto, un usori che mannu bana posta vorar de Zaianna. Fora de Zaianna, fora ballovi mare. Non lo si scurte si ti chiaman frate meu, fa che corazzo e nara li schino, muio si schina che su vrore si sciareu. Pesan si intende io sono le bollette su di Kirka devo tornare da e figuri scappare de Zaianna
bagnado, ma che devi suburu cossizzato a fora de Zaianna, a fora de Zaianna, fora ballo che muore, ballo che muore. A fora de Zaianna, a fora de Zaianna, a fora, ballo con il mare. Yo. Villanova rappresenta un luogo simbolo della poesia improvvisata, perché ha dato i natali a Raimundo Piras, ma anche perché è un paese che coltiva la passione per la poesia da secoli, possiamo dire. Ha avuto tanti rappresentanti, sia poeti improvvisatori, poeti a tavolino, che si sono distinti nella produzione poetica. Il rapporto con Villanova inizia quando mio padre era ancora giovanissimo, diciamo studente universitario, perché lui aveva una passione per Raimundo Piras, che è considerato il più grande improvvisatore della storia delle gare poetiche. Lo conobbe quando era ancora ragazzo, si instaurò un rapporto di reciproca stima, tanto che Raimundo Piras gli affidò la cura delle sue poesie, che vennero pubblicate a partire dalla seconda metà degli anni 70, con i sonetti, le modas, le terzine e poi le ottave, quelle raccolte durante le gare sui palchi fioriti di tutta la Sardegna. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, me lo ricordo a casa tante volte, lo consideravo come un nonno. Quando veniva a cantare in paese, ho assistito anche a delle gare, me ne ricordo una nel 1976 proprio a Seui, nel Salone del Cinema con Antonio Piredda, grande, anche lui grande improvvisatore di Tiesi. Ricordo anche purtroppo il giorno della vigilia della sua scomparsa, perché facevamo un lungo viaggio da Seui fino a Villanova Monteleone. Tio Raimundo era nel letto di morte, il giorno dopo poi ricevemmo una telefonata da Villanova e mio padre poi ripartì per i funerali. Raimundo Piras quindi per mio padre ha rappresentato un punto di riferimento importantissimo, ma non solo Raimundo Piras, ma tutta la scuola poetica di Villanova Monteleone. Piersandro Pillonca. Ti faccio questa proposta. Sì. Affrontiamo una prima parte, poi ti lasciamo di nuovo il palco e poi una seconda parte. Proprio a puntate queste cose, Sì, come un facciamo serial. 2 puntate con Piersandro, perché allora insomma sono tantissimi gli aspetti che potremo affrontare con Piersandro, veramente tanti. Questa serata ha un tema e quindi insomma ci atteniamo un po' a questo tema, però c'è un'altra curiosità che io vorrei affrontare e tu lo sai, cioè il Paolo Pillonca giornalista, perché noi conosciamo benissimo Paolo Pillonca poeta, i libri di Paolo, però la parte giornalistica, che credo sia quella più coraggiosa, e da questo lavoro lui ha tratto poesie e poi canzoni meravigliose e profondissime, nascono proprio dal suo coraggio di cronista. Però questa è la seconda parte, quindi insomma adesso vediamo un po' quali canzoni potresti scegliere. Io sono molto incuriosita anche dalla scelta dei brani che tu fai. E adesso la prima parte invece, Paolo Pillonca e la scuola poetica di Villanova, perché questo è un luogo di poesia, chiaramente, non soltanto per Raimundo Piras, ma per l'aria che Raimundo Piras ha respirato qui. Una scuola importante che io so che tuo padre ha anche iniziato a
studiare anche da giovane universitario, perché anche tuo padre è uno che ha studiato veramente, veramente tanto, quindi tanti aspetti lo accomunano anche con Raimundo Biras. Tanto studio, tanto impegno, chiaramente tanta simpatia, tanta leggerezza quando poi affrontava il dibattito pubblico, ma quanto lavoro c'era? Sì, intanto grazie a tutti voi per essere qui, è veramente un'emozione perché questo è uno dei paesi dove mio padre si sentiva a casa e quindi è bello iniziare da Villanova questo cammino e poi farlo con Piero, perché con Piero si sono incontrate due personalità. Vi racconto una cosa brevemente prima di rispondere alla tua domanda. Quando mio padre mi disse che stava scrivendo i testi per Fontana Vrisca, credo fosse il 1987, sì, con Piero Marras, io ne fui felicissimo, perché Piero Marras, io sono del 1966, era uno dei cantautori della nostra giovinezza. Noi ascoltavamo De André, Guccini, ma ascoltavamo anche Piero Marras. Siamo cresciuti con Fuori Campo. Io ricordo il suo primo concerto a Seui nel 1980 alla periferia di Seui, nel campo comunale, e fu veramente fui orgoglioso di questa collaborazione tra mio padre e Piero Marras, perché avevo una grande ammirazione di Piero Marras, cantautore e cantautore che rivendicava il suo essere sardo, ecco. Credo che si siano trovati, poi ci sono molti aspetti che ci legano, poi te ne dirò uno. Per quanto riguarda Villanova e Raimundo Piras, loro si sono conosciuti che mio padre era ancora ragazzo, perché dovete sapere che quando mio padre si diplomò al liceo classico, mio nonno gli chiese che cosa vuoi, che regalo ti posso fare? Lui gli disse un registratore. Perché il registratore gli serviva per andare in giro in Sardegna a registrare le gare poetiche e grazie a quel registratore oggi abbiamo dei documenti importantissimi, penso per esempio ad alcune gare tra Piras e Tucconi, tra Piras e Soggio, penso alla gara, per esempio alla gara di Seui, la doppia gara delle due notti del 14 e 15 agosto con Tiubeppe e Zuzu, che sono un documento formidabile. Però per rispondere alla tua domanda, perché questo legame tra mio padre e Raimundo Piras e quell'attenzione alla scuola poetica di Villanova? Ecco, io credo che sia stato il destino e l'unità di intenti a farli incontrare, perché ricordiamoci una cosa, molti lo hanno dimenticato, in quegli anni la poesia improvvisata era considerata dall'Accademia poesia di serie B. L'Arcadia, sì, cantano sempre. Invece mio padre, che tra l'altro era un professore di lettere, aveva capito sin da ragazzo quale fosse il valore. Diceva sempre, ma misterio di Raimundo Piras, che cosa ha da invidiare alla grande poesia del mondo? E con Piras si creò subito questa sintonia. Mio padre lo apprezzava tantissimo come poeta, diceva che non c'era un altro poeta capace allo stesso tempo di far piangere e ridere la gente quando cantava. E con Piras, diciamo, con la pubblicazione poi delle sue poesie, si è dato, secondo me, ma non lo dico io, lo dicono tutti, il livello che meritava a quella produzione, tant'è che oggi la poesia improvvisata, la poesia sarda è materia di studio all'università. Però diceva... E lo dobbiamo a Paolo Pillonca, e questo ce lo dobbiamo ricordare sempre. Lo dobbiamo a lui, ma lo dobbiamo anche ai poeti, soprattutto ai poeti. Mio padre ha fatto capire quale fosse l'importanza di questa produzione, però... senza figure come Raimundo Piras questo sarebbe stato possibile? No. E senza la scuola di Villanova vorrei citare 3 cose del rapporto di mio padre con Raimundo Piras, perché lui lo stimava moltissimo come poeta, ma lo stimava ancora di più come uomo. Perché? Allora, ci sono
Due cose che sanno in pochi. Nel 1978 mio padre fece una trasmissione su Radio Sardegna dedicata a Sos Cantadores. Noi abbiamo ritrovato le registrazioni, per fortuna, perché un appassionato le ha fissate nel registratore, ma quell'archivio la RAI lo ha buttato al macero. Tutta quella produzione di Radio Sardegna è finita al macero. In una di queste trasmissioni mio padre racconta di una confidenza che gli fece Tiuremundu a proposito del periodo dell'evoluzione delle gare. Stiamo parlando del periodo in cui Piras si affaccia alla scena e con lui c'è Barore Tuccone. Insieme danno una svolta alle gare poetiche con le tematiche, mentre prima si discuteva, si insultavano sul palco oppure si discuteva di temi leggeri. Con l'ingresso di Piras e Tucconi cambia. Arriva la grande cultura sul palco. E Piras racconta a mio padre, ma io dico, ma come mai lo racconta un ragazzo? Questo mio padre lo dice nella trasmissione, Piras era ancora vivo, quindi... E racconta di quando Tiuremundu, ricoverato in ospedale, ricevette la visita di Antonio Cubeddu, il fondatore delle gare, che gli chiedeva insomma di lasciar perdere Tucconi perché insomma le gare dovevano divertire, non si potevano affrontare questi temi, e nonostante la rivalità sui palchi, forte rivalità tra Piras e Tucconi, Piras lo mandò a quel paese. E allora, ecco, mio padre apprezzava la dignità dell'uomo che, nonostante le pressioni di quello che era considerato il poeta più grande del tempo, lui non esitò a difendere il suo rivale perché sapeva che quello doveva essere il futuro della gara. Primo aspetto. Secondo aspetto, riconosceva a Piras la difesa della dignità, e qua torniamo al discorso che faceva Piero, quando lui, unico tra tutti i poeti, si rifiutò di tornare a cantare sul palco dopo il divieto delle gare poetiche nel 1932, quando il fascismo e la Chiesa vietarono le gare poetiche in piazza. Si trova un accordo nel 1937, dopo 5 anni. Nel 1932, quando vietarono le gare, Tiuremundu aveva 27 anni, era, come dire, nel periodo di massimo splendore. E nel 1937, quando si trovò un accordo e si disse va bene, voi potete tornare a cantare, ma non cantate temi, non affrontate temi religiosi, di politica, e vi iscrivete alla Corporazione dell'Arte e dei Mestieri, potete tornare. E Tiuremundu disse: pro cantare con San Muserola a me non nuda. Ecco, mio padre questo aspetto lo ritenne un atto di grandissimo coraggio, tra l'altro anche rimettendoci un sacco di soldi, perché Piras era allora la stella delle gare poetiche. Terzo aspetto è il suo attaccamento al paese, perché lo dice Sunusco e Sarmidda, Luleare, Sturbono Amparo, Zammento e Saidda, Galintendo Brugiaro. Cioè, quel sentimento di appartenenza alla comunità, Piras l'ha sempre rivendicato. Mio padre scrive: non ci sarebbe stato Raimundo Piras senza la scuola poetica di Villanova. E stiamo parlando del capostipite di Bucciano Nieddu, che morì nel 1929, ma con lui Piras cantò diverse volte sul palco, riconosciuto come un grande da tutti gli altri improvvisatori. C'è una foto bellissima della fine degli anni '20 a Ballao che le ritrae in compagnia, o altri poeti come Salvatore Mortello, che riteneva il suo maestro, Antonio Raimondo Addis, Antonio Simone Fois, Costantino Sanna, Antonio Raimondo Casu, Anzelino Pedrete, che lui con il quale non ebbe la fortuna di cantare sul palco perché morì quando aveva 23 anni nel 1913, Piras ne aveva appena 8. Però raccontava a Piras anche di questa scuola particolare che vedeva i ragazzi della sua età rivaleggiare, per esempio, in un modello che non è un modello di improvvisazione, di difficile composizione, ma che a Villanova aveva la sua particolarità.
Ecco, qual era la particolarità? Che aveva un'isterida più corta. Ecco, lì viene fuori una scuola che ha creato tantissimi campioni, non ultimo di questo. E questa scuola era di questo tipo, di questo genere, si proseguiva nella sfida, si proseguiva e quindi ti forgiava. Quindi certo c'era la vena poetica, assolutamente sì, però c'era questa scuola forte, perché dovevi batterti sino alla fine. Certo, questa era la capacità, lo diceva Piero prima, se uno ci pensa, ma come fa uno a resistere per un'ora e mezza a discutere su un tema e improvvisare con la metrica perfetta? È un dono naturale, è un mistero, il mistero della creatività, che era la cosa che affascinava di più mio padre, ed in questo Raimondo Piras era un maestro. Però tornando alla scuola poetica di Villanova, io ho ascoltato tante volte, questo mi è servito moltissimo, perché dopo la sua morte ho avuto la fortuna e l'onore di curare una monografia di un altro grande improvvisatore di Villanova che si chiama Barore Riu Pompita, del quale Piras ha sempre parlato in termini molto lusinghieri. In un'intervista che mio padre gli fece nel 1971 disse: "Bappagos poetas che cantan como ghidenente su mattessi a guantu a difesa di Sudema commente Barore Riu". E Barore Riu con Piras nel dopoguerra ha cantato tantissime volte, poi per vicissitudini personali purtroppo non ha avuto la carriera che avrebbe meritato, però rimangono delle poesie che poi abbiamo pubblicato in questa monografia e soprattutto delle registrazioni veramente di altissimo livello. La Moda cantata in piazza nel 1978 in ricordo di Raimondo Piras, suo compagno di tante notti sul palco, è un capolavoro intanto di creativo, ma è veramente un canto struggente verso l'amico e verso il suo paese. Nelle ultime 3 strofe dice Barore Riu, questa est sa recomanda mia, difendiamo insomma Salimba voite estesa sa brumanna doda ghibisiada, cioè occhio che se perdiamo la lingua e perdiamo queste forme di espressione stiamo perdendo la nostra identità, che è una limba, come diceva il grande Francisco Masala, nobba popolo. Grazie Pier Sandro Pillonca. Sunusque sarmita alulea reste un buono amparo sammento e saida Deugai l'intendo fino a mentre prosgiaro su sono e su entu di scortare ste una che interi sviso sta osento e so sentito son dettando che deris tu hai prendato nosa bella maio che non è tu che mariposa coro me tu è carica lana era tu la bell'impresa si spanta saiana fin sardeu Sunusque sarmita sa manu tua che mi che lea su dolu che uniskin ti dà in su manzano fittu noi dolu
muito lungo. Tilikerta, mamma tua, e stinkerta, babbo tuo, ermorinde, tilikerta, baetin, tilikerta, mamma tua, e stinkerta, babbo tuo, ermorinde, tilikerta, bae. Tu e prendavano sa, da mai che nanne. Tu che mariposa con me, tu e carica lana, creatura bell'imbre, si sfantasia finza reu. Sunnusco e sarmida, allora reste un buono ancaro, mi schenterà. Il mistero è una presenza tangibile. Se uno frequenta le gare poetiche lo può documentare anche volendo, no? Ed è comunque l'affidarsi senza riserve a questa vena di cantare, di improvvisare il verso, di trovare le rime giuste, che anche i principianti hanno iniziato ad apprendere. Via via che si va avanti, lo stesso improvvisatore si accorge che non tutte le occasioni sono buone per cantare bene, perché per cantare bene occorre concentrarsi, ascoltare quello che ti dice l'altro o gli altri che stanno cantando con te. La vera gara è mano a mano, a due, perché è come un battibecco. Molte risposte rimaste poi famose, rimaste nella memoria degli ascoltatori, degli appassionati attraverso le generazioni, non sarebbero mai nate se il poeta avesse avuto la penna in mano, perché nascono da un empito di creatività che aveva analizzato nell'Ottocento Vittorio Angius, che era un prete molto colto. Vittorio Angius scrive: questi sembrano avere nel loro interno un Dio, dice proprio così, un Dio ubbidiente addirittura. Non è esattamente così, perché qualche volta il Dio disubbidisce il daimon, no, però Vittorio Angius scrive: non già pronto ai voti, ma ossequioso ai voleri. È letterale questa citazione. Non è che ti sta esaudendo un voto, ma se tu fai anche qualche capriccio, ti esaudisce anche i capricci. Ora, di fronte a questa presenza, l'improvvisatore, soprattutto quelli di genio, sa benissimo che ogni sfida è come la prima. Pepe Soggiu, dopo oltre 50 anni di carriera, diceva: non baggara uguale a sattera, pro me d'ogni zero è su primo zero che si intende. Dopo 50 anni c'è sempre questo, non direi timore, forse timore è una parola esagerata, però questa preoccupazione c'è sempre intanto di far bella figura. L'onore è al primo posto nei sogni di un poeta improvvisatore, molto prima del denaro, ma molto prima del denaro. Pepe Soggiu diceva: io preferirei tornare a casa senza un soldo
avendo disputato una bella gara, che tornare carico di soldi avendo cantato male. Dimmi, Lucia. Ritorniamo per parlare di Paolo giornalista, però ho una domanda per te. Per me. Intanto Piersandro, vieni, riavvicinati, sì, perché noi stiamo parlando della magia della poesia improvvisata, è assolutamente una magia, ma la poesia è una magia, ma anche la musica è una magia. Come componi? Come riesci a dare questa magia, questa atmosfera? Perché le poesie, le parole, senza la musica restano nei libri. Siamo tutti d'accordo che una bella poesia, un bel testo abbia bisogno poi dell'accompagnamento della musica che veste quelle parole, dà aria. Sì, nel concetto di poesia c'è già la musica, non è retorica questo, c'è un ritmo, Paolo poi glielo dava il ritmo dentro perché aveva un senso metrico perfetto, cioè io a volte, vabbè, ma questo lo lasciamo perché con la voce puoi anche sbordare, rimane. Sì, ma è meglio che sia preciso, e quindi era molto Pignolo in questo, no? Però quello che mi colpì è che io per la prima volta lavorando con lui sono partito dal testo e non dalla musica. Cioè tutte le canzoni che ho composto io parto da una suggestione della musica. Io suono per ore e poi alla fine mi viene una cosa che non hanno, sono anche testi che non hanno senso, suoni e poi me li riascolto e allora vedo che dentro c'è, come diceva il buon Dylan, ma dentro c'è il testo, bisogna tirarlo fuori. Invece con Paolo ho fatto il processo inverso ed è stato anche per me più facile perché avevo primo un reticolo da cui non uscire, secondo già una suggestione di parola, capito? E siccome io ho lavorato molto sul suono della parola, non solo il significato ma il suono. Noi abbiamo un suono incredibile come ce l'ha la musica inglese, no? questo appeal, come ce l'ha quella giamaicana per il reggae, no? Se tu vai a Cuba esci fuori cantando quando torni a casa perché ti ubriacano con la musica. Qui magari non è stato investito molto sulla musica, ecco, ma anche non dico il folklore del quale ho il massimo rispetto, ma anche l'innovazione, tutti quelli che dopo che io ho fatto Abbardente hanno cominciato tutti a cantare in sardo, insomma, quindi questo è stato un segnale di una consapevolezza di sé, insomma, finalmente, no? Non di una importazione solo di modelli altrui. Con Paolo poi il discorso è stato anche un po' più raffinato, perché rispetto ad Abbardente, che era anche dal titolo un po' più rude, poi io usavo la variante nuorese, quella classica, Paolo aveva questo logudorese dolce e infatti si chiama Fontana Fresca, perché c'era questo abbeverarsi di questa musica che a me piaceva molto. Infatti i testi sono completamente diversi da Abbardente, le musiche sono diversissime per quello che ti suggeriva, no? Quando io ho fatto delle canzoni leggendo per la prima volta il testo, Sestue, io l'ho fatto così, me l'aveva talmente parlato che io quando ho messo le mani sulla tastiera avevo già la melodia, ho detto ma sta nascendo da sola, e forse è nata da sola, sono quelle magie che uno non sa spiegare, però ci sono. Tanto non c'è nessuno ci ascolta, non ci sono le telecamere, avete mai discusso? Avete mai litigato? Posizio il brigado scalchiolta? Non era possibile, con Paolo non era possibile, e io avevo un carattere molto peggio del suo. Nel senso che io ero, insomma, sì, pignolo come lui, però da un lato mi deprimevo anche spesso perché avevo a che fare con personaggi della politica che erano allucinanti, cioè per cui ho detto ma come si fa? E lui invece trovava sempre questo cavaccione che, capito? Cioè aveva questo senso del sdrammatizzare un po' le cose e poi mi dava retta. Cioè mi accorgevo che se io dicevo una cosa, per lui non era così. Dopo 10 minuti, un quarto d'ora, guarda che quella cosa che mi hai detto è vero, perché... Cioè c'era un rapporto tale per cui io mi fidavo di lui e lui si fidava di me. Questa è la cosa che secondo me bisognerebbe ottenere in un rapporto tra due persone. Questo è successo magicamente tra me e Paolo. È la magia tra due artisti, chiaramente. Piersandro, tu sai raccontare bene le barzellette? No, le raccontava meglio mio padre. Allora, perché tuo padre era un campione, assolutamente, grande cultura, ma anche grandissima ironia. Quindi niente, neanche una barzelletta. Però ti posso dire una cosa. Allora, Piero dice le canzoni nascevano da sole, però io non credo che sia così, perché veramente tra testo e musica si è creata una alchimia, sì, veramente. particolare. Perché
altrimenti a Zara non avrebbe conferito loro la cittadinanza onoraria per una canzone stupenda come Domas de Pedra. Ardia non sarebbe diventata l'inno della manifestazione Oggi di San non me la fai la battuta. Oggi non me la fai la battuta, no. Ci sono testi con le musiche di Piero che sono diventati, secondo me, universali. Guarda, ti racconto una cosa, a Piero l'ho raccontata, però vorrei che magari i presenti poi avessero la curiosità di andare a rivederla su YouTube, tanto è caricata. L'anno scorso, in questo periodo, poco prima di Natale, mi chiama da Carnate. Tra l'altro Carnate è il luogo che ospita un circolo intitolato Raimundo Piras, vedi che tutto torna. Lui non è sardo, è un lombardo che fa il commercialista, ma ha una grande passione per la Sardegna, è sposato con una sarda di Barumini, e ha ascoltato il testo di Saoga e Maria fatto da un coro polifonico e me l'ha mandato, mi ha mandato il video, mi ha detto guarda che meraviglia il testo di tuo padre. Allora io non gli ho risposto, gli ho mandato il video su YouTube di Saoga e Maria cantata da Piero in Vaticano. Lui è rimasto incantato, tant'è che l'ha condivisa con tutti i suoi amici e mi ha detto mi ha emozionato, l'ascolto e la riascolto, non riesco a staccarmi. Ecco, questo ti dimostra che anche per chi non conosce Salimba, poi il suono delle parole e accompagnate dalla musica hanno un fascino indescrivibile, e questo è il mistero della creatività. Piersandro, 2 parole su Paolo Pillonca, giornalista. Ho parlato di un cronista veramente coraggioso che ha raccontato pagine tristissime e veramente piene di odio, piene di sangue degli anni 70 e degli anni 80. Lui riusciva a entrare nelle case e a raccontare con un garbo, con una gentilezza veramente delle pagine terrificanti della nostra storia e poi a restituirle anche in poesie. Che cosa rimane di tutto questo importante lascito? Ci sono dei libri e tra l'altro, allora, ho sottratto un libro a tuo fratello, glielo restituirò, però è un libro che non si trova più, quindi insomma provvedete a ristamparlo perché contiene dei testi e delle fotografie delle donne giovanissime, delle ragazzine ventenni vestite a lutto perché gli avevano ucciso il marito, ma ragazzine giovanissime, delle foto meravigliose. Allora, quel libro è un libro pubblicato negli anni 80 dal Newton Compton, Cronache del villaggio, che non racconta soltanto fatti tragici ma anche le feste. Guarda, io faccio la sua stessa professione, ho lavorato per tanti anni sul campo, adesso lavoro in un ufficio stampa, quindi è un po' cambiata. Però ti dico questo, lui intanto ha fatto il giornalista in tempi difficili, in una piazza difficile, Nuoro, era il responsabile della relazione nuorese dell'Unione Sarda, quindi ha visto omicidi, sequestri di persona, di tutto. Però lui aveva una regola, prima di tutto la verifica della notizia. Quando il giornalista ha il dovere di dare notizie, di non dare notizie false, deve verificare tutto. Seconda cosa, mai accontentarsi delle versioni ufficiali, anzi, quando fanno in modo di deviare il giornalista in modo che non entri nella notizia, allora il giornalista deve cambiare strada. E questo, secondo me, gli ha fatto guadagnare il rispetto anche in paesi difficili. Ricordo in quegli anni che lui fu il primo a intervistare la mamma del povero Bernardo Brau, un ragazzo ucciso insieme al padre a Oniferi, a cui è dedicato l'Istituto Agrario di Nuoro, e si creò veramente un rapporto poi anche di amicizia. E poi anche quel periodo è legato alle canzoni e ai testi che poi Piero ha messo in musica, perché c'è un fatto che ha segnato una svolta nella sua vicenda professionale, e questo fatto è il conflitto a fuoco di Esposida, dove ci furono diversi morti tra i banditi ma anche tra le forze dell'ordine.
lui, unica voce fuori dal coro, insieme al vescovo di Nuoro, Monsignor Melis, rimase indignato quando i cadaveri dei banditi uccisi a Usposida vennero portati a bordo delle camionette strombazzando per le vie della città. E lui, che aveva fatto studi classici, diceva: di fronte alla morte è finito tutto, dov'è la pietas cristiana? Qua non esiste. Il vescovo di Nuoro disse le stesse cose, ma furono due voci isolate. Questo gli creò grandissimi problemi anche all'interno del giornale, perché qualcuno diceva: ma tu sei matto, ma scrivi queste cose, guarda che domani ti arrestano. E lui disse: io scrivo la verità. Però quello incrinò i rapporti anche con il giornale, tant'è che poi lui accettò la proposta di Mario Melis e andò a fare il capo ufficio stampa alla Regione. E quel testo di Piero credo che sia un testo rimasto nella storia. Grazie a Piersandro Pillonca. Carenas fritas, tu arrullan sul logo ignorar maitas, parlar grae rutu esas frunzas tarmida, que vos faga luto mortor de Usposida. Cegas as armas, fiores embrujado, sonegadas as parmas, a su mane fadado. Si estuda denso e puto, un'ultima sentida. E vos faga luto mortor de Usposida. Solenne vos passizzan fino a si stradone, umines a simmizzan a perdere sirvone. Vida de asunto, tranquila ya vida. Y hemos pagado el luto por tordeos Usposida.
via sì, dai su coro, su zammene caente. Manco medaglia e oro, t'ha dato Vicente. Su un bianco su cotto pizzinos e povida. Chievo sfaghi il lutto, mortordeo sposità. Carrero frade Brocchi dessa musona dessa barbaridade e non canta su tu sa sfaminar vida chi amo svaga lutto mortor de Vorrei presentarvi i musicisti che suonano con me oggi. Gianluca Gadau alla chitarra, Stefano Maltaglietti al basso, Federico Canu alla batteria, Manuel Rossi Cavizza alla fisarmonica, Roberto Puzzo alle tastiere. Lucia, io a questo punto chiuderei, ma vorrei chiudere con due parole tue, però vorrei chiudere con una canzone a cui io sono molto legato, perché fu una bella intuizione di Paolo, è un racconto di vita di una persona che gli ha insegnato parecchio, ed era uno qualsiasi, no? Che tu conoscias unuscu, murvas, sirbonis, perdiges e strias, cioè uno dove poteva camminare in campagna senza guardare, sentiva gli odori, e lui questo l'aveva afferrato e me l'aveva anche insegnato. E quando io lessi questo testo, rimasi colpito proprio da questo senso d'amore che c'era in tutto il testo, di riconoscenza di vita verso una persona che non era uno qualsiasi, ma per lui ha rappresentato molto, era un uomo di campagna, della terra. Ecco perché questa canzone poi io non sempre la faccio, perché devo essere in bonus, devo avere una complicità del posto, capito? Se la dispersione delle piazze, delle cose non riguarda questa canzone, chi se la merita bene, se no no. Questo è Ed è una bellissima canzone.
Allora, abbiamo iniziato in musica e chiuderemo in musica. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi questa sera, grazie a un pubblico attento, un pubblico partecipe, grazie ai nostri ospiti, grazie a Quirico Meloni, grazie a Bastianino Monti e grazie a Piersandro Pillonca, i doverosi ringraziamenti. Semidas è stato realizzato grazie al finanziamento della Regione Sardegna, dell'Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. La realizzazione è a cura del Comune di Azzara in collaborazione con Domus Deianas, Piero Marras Projects e Amos, Associazione Musicale Sarda, con il patrocinio del Comune di Villanova Monteleone, con il patrocinio del Comune di Silanos. Se avete piacere, il 15 dicembre saremo ad Azzara, mentre il 20 saremo a Silanus e racconteremo storie diverse e sicuramente tu canterai anche canzoni diverse. Chi lo sa? E chi lo sa? Scoprirete. Chi sa? Lo scoprirete se verrete. Grazie. Piero Marras. Scusate, mi ricordano dalla regia, Piero, un attimo di pazienza, dopo c'è il terzo tempo e quindi c'è un momento conviviale. Druckes e Binu, così? Ti ricordi le cose più, cioè ti dimentichi? Mi quello che è dimentico le importante. cose più importanti, La veramente sopravvivenza. una vergogna. Poi mi facevano così, io. Piero Marras. Si mi lamento, vieni si a portas, finalmente entra in sus no a passo lento. O senti schido su versamento, a tres endesas anda las mortas. Quando mi dorra che è una canzone antica e adechire a primore tutto salvolta scriva cazzel sirbone andai misinno teste lugore fai dai a spago iscurtaias movida esas forzas de su busco ca tu conoscias a su lusco murvas, sirbones, perdighe istria. Quasi stagione stanno fatta più su dentro ma pro chi sia scomo in terra rotto dai su coro non devo verrue lamento e sì che fui ti sa tristura che mi indeati su tempo dannazzo torro in colore che sa natura con sosfrorer de mendula in
devo entrare in mezzesa, tenzo questo oriolo, itte potto faghere, deo, e tutto noi sì, provare s'ausenza tranquilla che hanno non facciamo sa pregunta, itte al fatto pro sa terra tua. È una terra che ho il vivente, questa è una tragedia proprio, è il vivente, una condizione che è speulmeta de 40 anni innanti e anzi de 46 che hanno Gianfranco Pintora descritto Sardegna, regione o colonia, noi si oe semus peus, che a soldano il dedando, abbiamo aggiunto col veleno de esas industrias e de esas terapie militares. E tanto, in conclusione, mi dia piacere chi dai noghe cominciate moada come moede sabato un rio da una fontana de monte che a primo pare nuda e poi diventa rio, chi impaghe tra noi sì, fino a sconfrontende non si brighenne, però impaghe fettiamo questo miracolo, che fino a in Sardegna non vi siamo resistito, nessuno vi ha resistito, dendessire, da questa terapia, da questa colonia in UE, nos hanno isolato, e come te ne raiata per concludere con questa poesia, propriamente un poeta disfortunato, morto a 29 anni, Peppino Mereu, però essere liberos, rispettados e uguales. Se luna esta notte in che los danni sa mala fortuna e scontrasate sfonda dolia lo rezze sunie una traschia su popolo meu. Su vento si canta che abbaia su rio s'arriva no scola che rai insisti su cutos del luce e solo una notte su sole
Ave Maria, so che è Maria. Olvida Saneu, Ave Maria. Grazie a tutti.